Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Confisca del patrimonio di circa 1 milione di euro riconducibile a Cosa Nostra, in particolare a Pietro Cireco, che era stato arrestato nell'operazione Jafar. Era stato accusato di aver fornito informazioni utili per attività criminali di altri associati della famiglia mafiosa di Bolognetta e di aver sostenuto economicamente i sodali detenuti. Confisca anche per Benedetto Pipitone, arrestato nell'operazione Destino, accusato di far parte della famiglia mafiosa di Carini. Doppio incidente stradale ieri nel Palermitano, 10 persone coinvolte, di cui 4 rimaste ferite e diversi veicoli entrati in collisione. Incidenti anche tra gli svincoli di Corso Calatafimi e via P3 in direzione Trapani. 2 giovani sono stati feriti, ma non in modo grave. A causa dell'incidente il traffico nella zona è stato notevolmente rallentato. Incidente stradale anche lungo la autostrada A29 Palermo-Mazzara del Vallo. Un furgone che trasportava 6 persone è uscito di strada in direzione Trapani poco dopo lo svincolo di Balestrate intorno alle 15 di ieri. Fortunatamente non ci sono feriti gravi. Aggredisce 2 donne al banchetto elettorale della Lega. Oggi una donna di 44 anni è stata condannata a 9 mesi di reclusione, pena sospesa, al pagamento di 4.000 euro. Il reato risale al 2018 ed è accaduto a Giardini Naxos in provincia di Messina. La donna ha preso di mira un banchetto elettorale minacciando 2 militanti della Lega aggredite perché si rifiutavano di rimuovere il banchetto dopo le sue minacce. L'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò ha promosso un incontro per discutere delle grandi infrastrutture, della rete ferroviaria, della mobilità secondaria e della situazione delle società regionali AST, CAS e Interporti. L'obiettivo è raggiungere un livello di efficienza nelle infrastrutture viarie e ferroviarie paragonabile a quello delle altre regioni italiane e per diventare così più competitivi. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevali di Acireale, la festa più bella di Sicilia.